Per una squadra è la prima gara casalinga per dimenticare la sconfitta di Falconara e provare in un altro impegno sulla carta proibitivo a muovere la classifica. Per l'avversaria odierna invece un'altra partita utile a rafforzare le proprie velleità di alta classifica e di confermarsi a punteggio pieno dopo 2 giornate. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la seconda giornata del campionato di Serie A Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona CMB Futsal Team Copat. Il primo pallone fatto rotolare da Marta, dalla spagnola numero 17. È cominciata dunque Audace Verona CMB Futsal Team con linea per Renatigna con il tacco splendidamente per Tati che cerca di allargare per Belli non riesce a coordinarsi, si salva ancora l'Audace Verona, splendido, straordinario scambio in velocità. Il pressing della parte del CMB, attenzione a Belli che scavalca Zardini e poi è Renatigna che calcia e trova il gol, il vantaggio all'8° minuto. Sempre difficile da contenere la numero 2, giocatrice letteralmente straordinaria. Ancora Marta porta il pallone sul mancino e trova il 2-0, questa volta l'errore incredibile da parte di Zardini che va a mancare la presa su un tentativo quasi di alleggerimento, quasi un cross più che un tiro in porta da parte. Ha interrotto tutto. Bella comunque la trama da parte della formazione di neri. Tati allarga per Ion a spazio, Ion col destro ancora verso Tati, splendida azione del CMB e la rete di Federica Belli al 16° minuto, 3-0. Grandissima, davvero grandissima azione del CMB. Ultimare la propria corsa scivolando sul tavolo del cronometrista, il tavolo occupato oggi da Ignazio Crescenti della sezione di Vicenza. Finisce qui il primo tempo. Andrea Rossi, reti realizzate nell'ordine da Renatigna, Marta e Belli. CMB che ovviamente, attenzione subito al tentativo di Marta che dopo 9 secondi porta a 4 su assist di Renatigna da posizione defilata ad infilare sul primo palo le reti del CMB. 9 secondi, 4-0, doppietta di Marta Peñalver Ramon che Maretti verso Puttov, attenzione che può involarsi Vanin tu per tu con Zardini, Vanin sotto le gambe di Zardini per il 5-0, ma poi anche un po' a lamentarsi all'indirizzo di Martina Piccolo, Tigna, e l'arrotondamento del risultato è arrivato tra 15° e 16° con le reti di Marta e Belli. È andata a fare 6-0 ora con Renatigna, 17 minuti e 24 secondi al termine del match, dopo poco più di 2 minuti e mezzo di gioco, 3 reti, lo stesso score del primo tempo da parte del CMB. Renatigna, anche se questa ripresa è ancora molto lunga. Maretti calcia, non trova la porta, applausi comunque del pubblico del Pala Lupatotina a salutare, preso Roxion, attenzione a Renatigna con l'esterno verso il tentativo di Valendino che trova dunque il 7-0, campo aperto, Audace ormai scopertissima. Ancora Renatigna, ancora per Belli che questa volta trova un po' strozzato il tentativo di pallonetto, terzo tentativo di pallonetto ai danni di Zardini da Marta. Valendino, ancora Ion, splendido scambio, grande parata questa volta di Zardini, splendida azione di Renatigna, ancora verso Vanin, finta di tiro a disorientare l'avversaria, palla per Renatigna, 8-0. Grande giocata da parte di Vanin che ha mandato veramente fuori tempo, fuori giri Melissa Barban con una finta di tiro con il destro, si è portato il pallone sul mancino, ha guadagnato metri, campo, ancora Marta, ruota continuamente le proprie giocatrici CMB e poi Marta che va a calciare, 9-0, tripletta anche per la spagnola, fase di possesso infinita per il CMB con diversi secondi, è molto brava a servire all'indietro Marta. Tati ancora verso Bergamotta che di testa va a colpire il palo, c'è Zardini, finirà probabilmente qui la gara, controlla Ficetto e proprio con il pallone tra i piedi della classe 2005 finisce il match con la vittoria del CMB Futsal Team al Pala Lupatotina sull'Audace Verona per 9-0.